30.000 famiglie padovane è un numero davvero enorme. È un numero enorme perché, come diciamo, non dobbiamo pensare che le persone in difficoltà siano solo persone molto povere. Purtroppo la fascia si sta allargando perché la pressione delle spese che hanno le famiglie è tale per cui quella fascia medio reddito comincia ad essere interessata, così come lo sono le aziende che dovranno sostenere dei costi importanti, parlo di piccole e medie aziende, costi importanti per la fornitura di energia, e quindi ragionare coi numeri ci porta a capire che non c'è tempo da perdere, cioè ci sono delle iniziative che vanno assunte subito, anche perché l'autunno sì, è dopodomani, nel senso che i tempi sono molto stretti. Anche perché i termini con cui si calcolano le famiglie di povertà, vedi il reddito ISEE, forse non rispecchia la vera situazione di queste famiglie, cioè le armi comunque sono spuntate in questo momento anche dal punto di vista tecnico. Sì, infatti anche questa cosa l'abbiamo detta, guarda, il 5 marzo quando ci siamo presentati è stato proprio il primo punto. Un primo punto perché io sono molto soddisfatta del fatto che anche gli altri candidati poi si siano accodati su certe tematiche, perché uno dei principali obiettivi della nostra lista è proprio quello di portare sul tavolo le cose che servono e impegnarsi, quindi se si parla. Certo bisogna sapere bene di cosa si parla, e quando appunto il 5 marzo noi abbiamo detto che bisogna affrontare il fatto che i parametri ISEE, che sono parametri nazionali, poi ci sono dei correttivi per le diverse regioni, sono insufficienti, lo diciamo a ragion veduta, perché se tu rientri in quel parametro sei appunto quella fascia molto povera che ha già gli aiuti, ma noi lo dobbiamo alzare.